Sono schierati di fronte a voi. Fanfara della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli. Due compagnie del Reggimento Lagunari Serenissima. Uno squadrone del Reggimento Genova Cavalleria, quarto. Uno squadrone del Reggimento Lancieri di Novara, quinto. Una compagnia su un plotone del terzo Reggimento Genio Guastatori e un plotone del reparto comando e supporti tattici Pozzuolo del Friuli. Il colonnello Massimiliano Carella, comandante del Reggimento Lagunari Serenissima, assume il comando dello schieramento.
fanfara della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli, compagnia dello schieramento ai suoi ordini. Contingente, piazza, contingente, Fanno il loro ingresso i medaglieri nazionali dell'Arma di Cavalleria e delle associazioni lagunari truppe anfibie e i labari delle associazioni combattentistiche ed arma. contingente, alzati! Vengono resi gli onori ai gonfaloni delle città di Gorizia e Trieste, decorati di medaglia d'oro al valor militare, seguiti dal gonfalone della città di Artegna, decorato di medaglia d'oro al valor civile, da quelli delle città di Godroico, Pozzuolo del Friuli e Palmanova, e da quelli delle province di Gorizia e Udine. Contingente, alzati! Presentato! Onori ai gonfaloni! Contingente, contingente, Vengono resi gli onori alla bandiera di guerra del Reggimento Lagunari Serenissima. contingente, alzati! Presentato! Onori alla bandiera di guerra del Reggimento Lagunari Serenissima. Scipio, Secindala.
Riconoscete gli onori al comandante delle forze operative terrestri, generale di corpo d'armata Roberto Bernardini, accompagnato dal comandante della televisione Friuli, generale di divisione Flaviano Godio. Onori al comandante delle forze operative terrestri. Prende la parola il comandante del contingente, generale di brigata Vasco Angelotti. Innanzitutto desidero rivolgere un saluto al generale di corpo armata Bernardini, comandante delle forze operative terrestri,
all'onorevole Romoli, sindaco della città di Gorizia, alla medaglia d'oro dal DIN per essere gentilmente presente, alle tutte le autorità religiose, civili e militari intervenute, alla cittadinanza, agli uomini e alle donne di Leonte XIV e ai loro familiari. Grazie per essere qui in questo giorno che vede il rientro in patria del contingente italiano in Libano Leonte XIV. Vorrei esprimere un deferente pensiero alla bandiera di guerra del Reggimento Lagunari Serenissima, ai gonfaloni presenti in cerimonia e un pensiero anche a tutti coloro che nell'adempimento del proprio lavoro, della propria missione, hanno sacrificato la propria vita. Un anno fa, come ricorderete, iniziavamo l'approntamento per l'operazione Leonte XIV. L'approntamento è un'attività importantissima, un'attività intensa che ci ha visti impegnati per 6 mesi nel prepararci ad affrontare adeguatamente una missione che per caratteristiche è molto sensibile. Davanti a noi avevamo delle sfide, innanzitutto eguagliare tutte le brigate, tutti i reparti nazionali che si erano avvicendati in teatro libanese e che dal 2006 hanno sempre ben operato. Altra sfida era quella di eguagliare i risultati, gli ottimi risultati già ottenuti dalla brigata nelle precedenti 3 partecipazioni all'operazione in Libano. Questo grazie alla preparazione, grazie alla vostra professionalità, grazie all'umanità con la quale avete saputo operare in teatro, ci ha consentito di raggiungere tutti gli obiettivi fissati. E questo, sebbene il periodo storico che abbiamo vissuto in Libano sia stato un periodo particolarmente intenso. Il sud del Libano è rimasta una terra stabile. Grazie all'operato di UNIFIL, grazie all'operato dei caschi blu italiani del settore ovest, la situazione si è mantenuta stabile e questo è un grande risultato ottenuto. Oggi, con orgoglio, posso dire che tutti gli obiettivi sono stati raggiunti, tutto il personale impiegato in Leonte XIV è rientrato e pertanto con orgoglio di comandanza posso dire bravi per quello che avete saputo fare in territorio libanese. Non sono valutazioni che scaturiscono dal mio intimo, vi garantisco che questa soddisfazione nasce dalle testimonianze che personalmente ho raccolto in teatro libanese. Testimonianze che sono state a me affidate da tutto il personale che ho incontrato, a partire dalle istituzioni, dalle forze armate libanesi con le quali abbiamo cooperato per 6 mesi, dai sindaci, dalle autorità religiose, ma soprattutto dalla popolazione. La loro testimonianza è quella di affermare che il soldato italiano del contingente UNIFIL ha appieno compreso quella che è la missione che le Nazioni Unite affidano. Come sempre ci siamo detti, fermi nel mantenimento e nel raggiungimento degli obiettivi della missione, ma con umanità rivolta alla popolazione. Pertanto, oltre a dirvi bravi, vi dico potete essere fieri degli obiettivi e dei risultati che insieme, operando fianco a fianco, abbiamo raggiunto. Vorrei ringraziare particolarmente la catena di comando, sia nazionale che di UNIFIL, il comandante di UNIFIL è un generale italiano, il generale Serra, per la fiducia innanzitutto rivolta nei confronti della brigata e per il grande supporto che ci ha consentito di operare con serenità e con determinazione. Vorrei anche esprimere un grande ringraziamento a un'altra componente fondamentale, le nostre famiglie, i nostri affetti,
quelle persone che ogni sera hanno atteso la nostra telefonata, hanno atteso le nostre notizie, quelle persone che con la loro vicinanza ci hanno consentito di svolgere con serenità la nostra missione. Il nostro particolare ringraziamento va a loro. Ora è tempo di recuperare le energie, è tempo di dedicare tempo e energie a noi, alle nostre attività, alle nostre famiglie. Approfitto per questa particolare occasione per formulare a tutti gli intervenuti a questa cerimonia i miei più sinceri auguri per le prossime festività. E ora, per celebrare insieme il termine dell'attività, chiedo l'autorizzazione nelle migliori tradizioni della brigata di rievocare la carica. Gata! Lì! Idealmente con me, come i cavalieri di un tempo, a cavallo! Sciabol, mano! Passo! Trotto! Galoppo! Pronti per la carica, per le migliori fortune della brigata di cavalleria Pozzuolo del Friuli, caricate! 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 Gata! Su! Prende la parola il sindaco della città di Gorizia, dottor Ettore Romoli. In questa occasione particolare del vostro rientro dalla missione del Libano, che si è conclusa felicemente riuscendo a stabilizzare la parte sud del Libano, voi avete raggiunto un grande risultato e il comandante ve ne ha dato atto oggi di fronte a tutta la cittadinanza di Gorizia. È un momento particolare, un momento che abbiamo vissuto con una certa trepidazione nei momenti in cui arrivavano notizie pericolose per la vostra incolumità e per gli esiti della missione. Fortunatamente le vostre capacità hanno consentito di ritornare sani e salvi dopo aver adempiuto il vostro dovere e assicurato a quelle martoriate popolazioni una pace a cui anelano da decenni e che non riescono a raggiungere. Per Gorizia è un momento importante, è un momento felice per vedervi ancora una volta nella sua piazza principale con l'augurio e con la speranza
che questa non sia l'ultima volta in cui si svolge una cerimonia del genere nella piazza Vittoria di Gorizia. Grazie. Prende la parola il comandante delle forze operative terrestri, generale di corpo d'armata Roberto Bernardini. Contingente Altiti! Grazie comandante di rinforzo. Contingente Tempo! Autorità, rappresentanti delle istituzioni, degli organi di informazione e gentili ospiti, a nome del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e quindi di tutto l'Esercito, desidero esprimervi il più sentito ringraziamento per aver voluto partecipare alla cerimonia odierna che sancisce il termine dell'impiego del contingente nazionale su base Brigata Pozzuolo del Friuli nel teatro operativo libanese. Rendo omaggio alla gloriosa bandiera di guerra del reggimento Lagunari Serenissima, qui schierata, ai gonfaloni dei comuni di Gorizia e di Trieste, decorati di medaglia d'oro al valor militare, al gonfalone del comune di Artegna, decorato di medaglia d'argento al valor civile, e ai gonfaloni di Codroipo e Palmanova, viva testimonianza dei valori fondanti della nostra patria. Rivolgo un pensiero riverente e commosso a tutti i nostri caduti che con supremo coraggio e senso del dovere hanno tenuto fede al loro giuramento fino all'estremo sacrificio, consegnandoci un'eredità da custodire gelosamente e che deve costituire fonte di costante ispirazione nel nostro quotidiano operato. Ai familiari dei caduti, tragicamente colpiti negli affetti più cari, rinnovo i sentimenti di affetto e di profonda vicinanza della Forza Armata e mio personale e li ringrazio per la loro presenza qui oggi a dimostrazione del loro straordinario attaccamento alla Forza Armata. A tutti i nostri feriti nell'assolvimento del proprio dovere giunge inoltre il più sentito augurio per una pronta e completa guarigione e per un rapido rientro nei nostri ranghi. Ancora una volta osservo con grande soddisfazione come le cerimonie che scandiscono il rientro dei nostri contingenti, seppur all'insegna della massima sobrietà che si conviene in un momento di grave crisi economica, ma non solo, qual è quello attuale, riscuotono queste cerimonie una straordinaria adesione di partecipazione da parte di amici, da parte di parenti dei nostri soldati e da parte della popolazione. Questo è testimonianza del vasto affetto che gli italiani, tutti coloro che amano l'istituzione militare, nutrono nei confronti delle forze armate. Un affetto e un'attenzione qui testimoniati anche dalla medaglia d'oro Paola Del Dino, sempre presente alle nostre cerimonie importanti, del sindaco di Gorizia, l'onorevole Romoli, del presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, dottor Franco Jacopo, e dalle tante autorità locali e dai cittadini friulani che hanno voluto testimoniare oggi con la loro presenza la sincera vicinanza dell'esercito, in particolare ai reparti impegnati in Libano sotto il comando della Pozzuolo del Friuli. Un caloroso ringraziamento ai rappresentanti delle rappresentanze di base dei nostri reparti e alle associazioni combattentistiche d'arma che con la loro presenza attestano ancora una volta i tradizionali e solidi vincoli esistenti tra generazioni di uomini che servono la patria con abnegazione e spirito di servizio. Ma in questa importante giornata desidero indirizzare il mio più vivo ringraziamento soprattutto ai familiari e agli amici delle donne e degli uomini qui schierati. Da soldato e quindi da comandante ma anche da uomo vi ringrazio perché sono consapevole di quanto sia importante essere certi di poter contare quando si è in teatro su un forte, sicuro e incondizionato sostegno da parte della propria famiglia. Cavalieri, lagunari, genieri, trasmettitori del Pozzuolo, ben rientrati in patria. Con il plauso che oggi vi tributo con grande soddisfazione, intendo sottolineare i brillanti risultati che avete conseguito nel complesso teatro operativo, nel quale siete stati impiegati in questi ultimi mesi agli ordini del generale Gerotti. Proprio la settimana scorsa
sono stato in Libano in visita al contingente nazionale. Questa mia visita era programmata durante il vostro periodo, però per una serie di altri impegni non è stato possibile. Ho comunque potuto vedere nel corso della settimana che ho trascorso nei luoghi che avete appena lasciato quanto importante sia stato il lavoro che avete svolto, quanto le basi che i primi contingenti italiani in quel luogo hanno gettato si siano sviluppate, gli ottimi risultati che abbiamo raggiunto, soprattutto la percezione che la popolazione ha della figura del soldato italiano, che è la percezione di un vero peacekeeper, di qualcuno che veramente viene lì per aiutare sia le istituzioni ma soprattutto la popolazione. Questa differenza di atteggiamento è percepita, è recepita ed è consolidata nei rapporti che ho avuto con i sindaci dell'area, con le autorità diplomatiche, eccetera, eccetera. Per cui posso dirvi che avete fatto un ottimo lavoro e il contingente su base Brigate Granatieri che mi ha sostituito parte sicuramente da una base di partenza eccellente e non potrà far altro che migliorare quanto da voi fatto. Per cui siete stati bravissimi, non lo dico assolutamente per circostanza, ma perché chi mi conosce lo sa, lo credo veramente e ho potuto verificarlo sul campo. La realtà libanese, che avete conosciuto molto bene, necessita di un altissimo impegno. Visto che la missione si svolge in un ambiente operativo particolarmente sensibile, tutto sembra calmo, ma in ogni momento tutto può scoppiare in maniera molto più significativa di quanto non si pensi, e quindi questo clima libanese è caratterizzato da una calma solo apparente e da una fortissima instabilità. Avete vissuto anche momenti critici nel vostro periodo e quindi parlo a persone che conoscono e sanno ciò di cui sto parlando. In qualunque momento, e lo sapete, un evento casuale, un banale incidente, un semplice calo di attenzione possono scatenare una rapida escalation, riaccendendo improvvisamente la crisi e riflettendosi, questa è la cosa importante, sulla sicurezza e sulla stabilità dell'intera area medio orientale che è, come tutti sappiamo, già fortemente turbata da quanto continua ad accadere nella vicina Siria. E proprio in questo difficile contesto operativo la Brigata Pozzolo del Friuli, il contingente, ha dato nuovamente prova di grande efficienza, concretezza e affidabilità, mettendo in evidenza eccellenti capacità di condurre operazioni di varia natura e in particolare quelle che richiedono un'elevata autonomia decisionale fino ai minimi livelli ordinativi. Mi riferisco nello specifico alle molteplici e diversificate attività che avete condotto, dal controllo del territorio, al supporto alle forze armate libanesi, alla bonifica di campi minati, all'attività di cooperazione civile e militare e via dicendo. Personalmente ritengo che l'elemento chiave del successo della vostra missione sia stato, e che continui ad esserlo per chi vi ha sostituito nel Paese dei Cedri, il dialogo con le istituzioni locali e con la popolazione. Ecco, l'atteggiamento di cui parlavo prima, un atteggiamento sempre positivo, mai da forza di occupazione, ma atteggiamento di chi viene, anche con la forza se necessario, ad aiutare le istituzioni a crescere, ad aiutare soprattutto le popolazioni a vivere nella miglior serenità possibile. Il consenso ottenuto e gradualmente rafforzato in questi anni di intensa attività sul territorio da parte di tutti i contingenti nazionali che si sono succeduti nel tempo costituisce la base indispensabile per poter giungere ad un'effettiva stabilizzazione e normalizzazione delle condizioni del Paese. E questo è lo scopo delle nostre missioni, questo è il traguardo del nostro governo inviando i contingenti in quell'area presuppone di poter conseguire. Solo ed esclusivamente questo è lo scopo per il quale noi impieghiamo i nostri contingenti all'estero. Avete saputo quindi affrontare al meglio una missione impegnativa che ha richiesto un sapiente bilanciamento tra fermezza e umanità, una missione che per la particolarità della situazione non vi ha consentito né consente errori né distruzioni, perché è una missione costantemente posta all'attenzione della comunità internazionale e dei riflettori dei media, proprio per i complessi interessi geostrategici che si sviluppano in quell'area. Sono perfettamente conscio che la missione da voi portata a termine si sia svolta in un momento molto particolare per gli effetti della crisi economica che impone
a tutti i dicasteri in patria, compresa la difesa, di riflettere ed agire per ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili. In questo senso è però estremamente importante che si continui ad assicurare alla nostra Forza Armata la disponibilità di quei fondi che sono assolutamente necessari per equipaggiare ed approntare, secondo gli standard previsti, quei reparti che consentono all'Italia di giocare il ruolo che le compete in queste operazioni e di conseguenza nell'ambito delle relazioni internazionali. In questo contesto voi avete ben assolto il compito assegnato e desidero quindi che vi sentiate giustamente fieri dei risultati che avete conseguito durante il vostro impiego in Libano. L'esercito, i vostri cari, anche la città di Gorizia e tutta la nazione sono orgogliosi di voi e di quanto avete fatto, perché avete contribuito con esemplare comportamento ed elevata professionalità a consolidare il prestigio dell'esercito e soprattutto del paese, della nostra Italia, della nostra patria, in quel complesso e importante ambito internazionale. Rinnovo quindi, concludendo, i miei sentimenti di profonda soddisfazione a tutti voi, cui unisco un sentito applauso al generale Angelotti per aver saputo integrare al meglio le diverse professionalità delle unità a lui affidate e per aver portato a termine con pieno successo la missione assegnata. Un risultato conseguito sia operando senza soluzione di continuità lungo quella direttrice d'azione tracciata dai comandanti che l'hanno proceduto, sia creando le condizioni più idonee affinché chi gli è subentrato potesse muovere verso nuovi e duraturi successi. A lui, ai suoi collaboratori e a tutti voi che avete contribuito al pieno successo della missione, va il sentito ringraziamento dell'intera Forza Armata, unitamente all'auspicio che possiate ora fruire di un giusto periodo di riposo per ritornare al lavoro adeguatamente ritemprati nel fisico e nello spirito. Con questi sentimenti concludo ringraziando nuovamente tutti i gentili ospiti e augurando a tutti voi sempre maggiori fortune. Viva la Pozzuolo del Friuli, viva l'esercito italiano, viva l'Italia! Vengono resi gli onori alla bandiera di guerra del Reggimento Lagunari Serenissima che lascia lo schieramento. Dirigente, attenti! Presentare, out! San Marco! Onori alla bandiera di guerra del Reggimento Lagunari Serenissima. Vengono resi gli onori ai gonfaloni che lasciano il luogo della cerimonia. Dirigente, attenti! Presentare, out! San Marco! Onori ai gonfaloni!
Vengono resi gli onori al comandante delle forze operative terrestri, generale di corpo d'armata Roberto Bernardini, che lascia il luogo della cerimonia. Gente, attenti! Presentare, onori al comandante delle forze operative terrestri. I bisaglieri nazionali dell'Arma di Cavalleria e dell'Associazione Lagunari Truppe Anfibie e i labari delle associazioni combattentistiche d'arma lasciano ora il luogo della cerimonia. Gente, attenti! Vengono resi gli onori al comandante dello schieramento. Presenta! Onori al comandante dello schieramento! La fanfara ed i reparti lasciano ora l'area dello schieramento. Con questo atto termina l'odierna cerimonia. Signore e signori, arrivederci.
Signor Sindaco, lei ha fatto un auspicio pubblico in realtà che non sia l'ultima di queste cerimonie. Quanto c'è di speranza e forse di realtà? Ma che speranza c'è ancora? Certo sono abbastanza flebili, però comunque qualche speranza c'è ancora e noi continueremo a lottare fino a che ci sarà la possibilità di avere un esito diverso da quello che sembra già scritto. È una questione politica secondo lei, nel senso che Gorizia è piccola? No, è una questione politica perché le scelte sono state fatte ignorando i territori, ignorando le esigenze della popolazione, ignorando la storia, ignorando anche una serie di questioni che in questo momento lasciamo perdere. Per quanto riguarda la eventuale dipartita, che danno è per Gorizia? Gorizia è un danno, prima di tutto è un danno di immagine, poi è un danno morale, ricordiamo che Gorizia è una città a medaglia d'oro e poi è un danno anche economico. Grazie. A lei. Senti, il mio discorso l'hai preso? Adesso aspettiamo di intervistare, se possibile, il generale Angelotti. mesi alle brigate per conferire a queste brigate una capacità, noi chiamiamo la capacità per questo stesso motivo tutte le brigate avranno un loro reggimento logistico, perché l'esercito, che va verso un numero di brigate ridotto da 11 a 9, ha necessità di avere questo livello di comando estremamente efficiente e capace di condurre in proprio il pezzo. Per questo motivo l'attuale organizzazione della Brigata Pozzuolo del Friuli è stata rivista, il comando brigata e il reparto supporti verranno chiusi, ma la brigata in quanto tale rimane, perché il nome della brigata passa all'attuale Brigata Aeromobile Friuli di Bologna, per cui la Pozzuolo del Friuli, brigata, rimane. L'unica cosa che dovrà essere necessariamente chiusa è la realtà del comando brigata e del reparto supporti. Per quanto riguarda i tempi, erano state date delle indicazioni, ma riferite più che altro a stabilire una data di riferimento, che era quella del 31 dicembre del 2013, ma ovviamente la tempistica sarà messa in armonia con i decreti che il governo in questi giorni sta appunto trattando, che sono i decreti che derivano dalla legge 244 del 2012 e che sono necessari per dare attuazione concreta a questi provvedimenti. Per cui la tempistica sarà dettata dall'approvazione di questi decreti e il governo sta lavorando in questo senso, e ovviamente la tempistica reale anche sarà, come sempre, dico, e questo lo sottolineo perché è estremamente importante, messa anche in relazione alle esigenze del personale, peraltro non una grandissima quantità di ufficiali, sottufficiali e truppe, che saranno interessati a questi provvedimenti. Quindi l'attenzione nei confronti del personale, come sempre, è assolutamente rilevante ed elevata. Per cui non ci sono novità, il progetto continua con i temperamenti che vi ho indicato. Grazie. Grazie. In generale, da Gorizia a questa
questo è un altro concetto che è stato ben chiarito ma già qualche mese fa. Nessun reggimento, che poi è l'essenza della presenza dei soldati sul territorio, subisce degli spostamenti, per cui tutto il personale dei vari reggimenti della brigata dislocati in ambito regione Friuli Venezia Giulia rimangono dove sono, pur avendo una dipendenza diversa, ma questo non significa nulla, cambia solo l'indirizzo al quale devono mandare la loro posta. Personale interessato ad una riarticolazione che peraltro già è stata studiata in maniera da venire incontro nella misura massima possibile a tutti i nostri ufficiali e sottufficiali e graduati. L'unico personale interessato, ripeto, è quello del comando brigata e del reparto comando che assiste qua su. Per cui non è un grosso trauma, devo dire, da questo punto di vista, anche se dispiace sempre ovviamente a noi per primi dover chiudere dei comandi importanti, dover segnare la parola fine per il momento a determinate bellissime realtà. Vi porto l'esempio del primo comando Forze di Difesa, ex Quinto Corpo d'Armata, che abbiamo chiuso recentemente. Che è stato chiuso perché semplicemente in questa nuova organizzazione dell'esercito, ripeto che è riduttiva rispetto a quanto era prima, i comandi di livello corpo d'armata per la gestione delle brigate non sono più necessari, per cui il primo comando Forze di Difesa, pensate, l'ex quinto corpo d'armata, luogo da dove abbiamo gestito tutta la guerra fredda, quindi pieno di storie, pieno di mille cose, è stato chiuso perché in questo momento in cui dobbiamo veramente razionalizzare le strutture, veramente ottimizzare le risorse perché sono sempre minori, non occorre che vi dica io il perché, e in questo momento stiamo dando veramente una dimostrazione di grandissima serietà e di senso di responsabilità. Purtroppo ci sono dei tagli dolorosi che si devono fare, ma questo succede in tutte le famiglie, devo dire, quando la crisi economica attanaglia, penso che tutti riducano, dalla Ferrari si passa alla 500, voglio dire, e noi questo non lo vogliamo fare, noi vogliamo continuare ad avere una Ferrari, ancorché più piccola, capace di produrre lo stesso output, come diciamo noi, operativo che riusciamo ad ottenere adesso, e questo si può fare solo riducendo le infrastrutture, riducendo le spese connesse con la gestione delle infrastrutture. Pensate, a Vittorio Veneto c'erano 6 infrastrutture che noi tenevamo in vita per il comando, non sono purtroppo più necessarie, sono infrastrutture molto belle che torneranno nella disponibilità del demanio. Voi sapete che tutte le infrastrutture, diciamo così, non più necessarie alle istituzioni passano nel demanio, militare o civile a seconda dei casi, e verranno gestite dal demanio secondo quelle che saranno le indicazioni del governo. A proposito di strutture, che fine faranno le 2 caserme? Appunto, saranno rimesse nella disponibilità del demanio e dopodiché il discorso è aperto ad ogni ipotesi futura. Ma è una cosa che non riguarda più noi, perché ripeto, nel momento in cui noi non abbiamo più bisogno di una caserma la restituiamo al demanio e dopo non è più cosa nostra, diciamo, per la gestione. Una cosa piccolissima, scusami. Il presidio sul Sabotino, che fine farà e a chi andrà? È stato pensato? Ma mi sembra che sia assolutamente ben seguito da tutti i punti di vista, la responsabilità ricade. A questo punto è sotto la responsabilità della brigata, naturalmente sarà da valutare l'ente dalla brigata passerà probabilmente è un'ipotesi, al comando militare esercito di Trieste che potrà gestirlo sul territorio oppure ad altre realtà. Sicuramente non verrà abbandonato, questo assolutamente non è concepibile, è un presidio importante per determinati valori che quel presidio rappresenta, per cui non credo che ci siano problemi, la luce continuerà ad essere attaccata. Senta, si chiude la Pozzuolo proprio il prossimo anno, che c'è i 100 anni dell'anniversario dell'entrata in guerra dell'Italia. Abbiamo chiuso il primo comando Forze di Difesa in Vittorio Veneto a 2 anni, sì. E allora io dico, ma questa è una cosa mia personale, quindi al di fuori di ogni registrazione, ma anche se ovviamente lo dico in maniera sincera. Le tradizioni, la storia sono delle cose bellissime, i sentimenti sono delle cose estremamente importanti. Purtroppo ci sono i momenti in cui si devono operare delle scelte che sono anche dolorose e queste scelte devono andare nella direzione di ottimizzare quello che noi abbiamo. E Vittorio Veneto, la chiusura è stato un momento assolutamente doloroso, il sindaco D'Arè più di una volta si è espresso anche in termini di ma cosa faremo
nel 2018, quando ci sarà il centenario della vittoria, o nel 2014, quando c'è il centenario dell'ingresso in guerra. Noi siamo entrati nel 15, ma verrà fatto. L'esercito sarà sicuramente presente, quindi non è necessario avere una caserma in un luogo per poter avere una presenza militare ad una cerimonia. Ma Gorizia era una storia però. Lo so, Gorizia è una storia, l'Italia è piena di storia. Lo so, vabbè. Sì. Adesso c'è la crisi. Mi scusi generale. Siamo tutti d'accordo su questi valori, su queste cose, però vi ripeto, la motivazione è legata alla spending review, come qualcuno l'ha chiamata, ma non solo, ma a una crisi economica che riduce significativamente i bilanci della difesa. E siccome noi, come ho detto nel mio intervento, ciò di cui abbiamo bisogno sono i fondi per mantenere elevato il livello addestrativo delle nostre forze, tutti i fondi che ci verranno assegnati saranno, come lo sono sempre stati, ma in misura ancora maggiore, destinati essenzialmente all'equipaggiamento dei reparti e al loro addestramento per queste missioni che sono estremamente importanti, non solo per i nostri uomini come esperienza, ma per l'Italia che con queste missioni nel mondo acquista credito, acquista fiducia, acquista reputazione. Ecco, volevo chiedere, in questa riorganizzazione acquistano quindi un maggior valore anche una nuova luce le divisioni? Sì, e poi la allora, seconda domanda il livello che abbiamo individuato per la gestione delle brigate che faranno parte dell'esercito italiano è giustamente il livello divisionale. Questo anche sulla falsariga di quanto già è stato fatto in Inghilterra, in Francia e anche in Germania, quindi abbiamo dei modelli di esercito che sono più o meno armonizzati anche con la nostra presenza sia in ambito NATO sia in ambito europeo. E quindi le divisioni, in questo caso la divisione Friuli, qui abbiamo il comandante, eccolo qua, il generale Godio, che è il comandante della divisione Friuli, costituita in Firenze, che già sta operando quasi al 100% della sua capacità, quindi in pochi mesi sono riusciti veramente a creare una situazione di assoluta capacità nella gestione delle brigate. Alla divisione Friuli verranno assegnate alcune brigate, così come succederà nel momento in cui verranno chiusi gli altri comandi a 3 stelle che abbiamo sul territorio nazionale, subentreranno la divisione Acqui nel sud e la divisione Tridentina per quanto riguarda le truppe alpine. Ecco, un'altra domanda, mi scusi, lei parlava di addestramento, ecco, che fine faranno le aree addestrative, soprattutto qui in Friuli Venezia Giulia? Ma direi che le aree addestrative qui in Friuli continueranno ad essere usate dai reggimenti, perché come ho detto prima i reggimenti non si spostano, cioè è solo il comando brigata che si sposta, un po' come non so, il centro operativo di una realtà. Il comando brigata non ha bisogno in quanto tale di aree addestrative, sono i reggimenti che sono sul territorio che hanno necessità di avere le aree addestrative e i reggimenti rimangono dove sono collocati, per cui le aree addestrative continueranno ad essere impiegate, anzi cercheremo di incrementare se possibile, secondo l'osservanza di tutte le norme e degli accordi che abbiamo sul territorio per quanto riguarda lo sfruttamento di queste aree, a incrementare Ecco, è pregiudiziale la disponibilità delle aree addestrative per il mantenimento, in questo caso, dei reggimenti, dei reparti? Beh, direi che sono assolutamente indispensabili. Cioè, è facile volere, non so, 600 uomini in una città e poi non volere il poligono. Ma io le dico una cosa sola, al di là di ogni equivoco: se noi vogliamo mantenere addestrato un reggimento dobbiamo consentire a questo reggimento di disporre di aree addestrative. È un po' come, non so, se voi facciamo una scuola di cucina e vogliamo fare i cuochi senza consentire loro di avere una cucina dove imparare a cucinare. Allora dico che la disponibilità delle aree addestrative, ma non solo qui in Friuli, in tutta Italia, è assolutamente una cosa indispensabile e la condizione sine qua non i reparti possono manifestare una vera operatività. Grazie. C'è qualche altra domanda? Signori, grazie. Il comandante ha altri impegni, grazie mille. Grazie. Io vi ringrazio dell'attenzione, vi prego di comprendere quanto serio sia il problema che noi stiamo affrontando, perché questa riorganizzazione è veramente epocale, molto più di quanto non lo siano state le precedenti riorganizzazioni che negli anni hanno interessato l'esercito, perché effettivamente stiamo creando uno strumento
completamente ed assolutamente finalizzato all'output operativo, cioè un qualche cosa che scevro da ogni, diciamo così, orpello, come si suol dire, concentra le risorse su quello che è il nostro core business, che è quello di produrre dei reparti, e qui il reggimento e le brigate sono al centro di questa realtà, perfettamente addestrati per poter ottenere lo stesso output operativo di eccellenza che abbiamo ottenuto fino adesso con risorse maggiori. E arrivare anche al futuro esercito o forza di difesa europea preparati. Questa è un'altra realtà nella quale lei mi stimola, perché mi sto interessando molto di questa realtà europea, eccetera, eccetera, e devo dire che anche lì stiamo facendo molto come Italia. Noi siamo molto presenti in tutti i consessi europei in cui si parla di Europa della difesa, che non significa solo esercito europeo, perché è difficile individuare un esercito europeo che abbia dei reparti alle dipendenze, no, c'è la necessità di una partecipazione di ciascuna nazione con proprie capacità, con proprie eccellenze alla composizione di queste forze in ambito europeo che poi possono essere impiegate dal potere politico europeo, eccetera, eccetera. Ed è estremamente importante perché in un'ottica futura, già lo è adesso forse, nessuna nazione è in grado di poter mettere in piedi una struttura militare autonoma a tutto campo come era una volta. Forse nemmeno più gli Stati Uniti hanno questo potenziale sia economico che d'altro. Per cui l'esercito europeo significherà essenzialmente una, diciamo così, collaborazione a livello politico, legacy volontà di avere una politica di difesa europea comune che consente a tutte le nazioni di partecipare con delle proprie strutture. Allora, se gli italiani sanno fare bene gli elicotteri, vorrà dire che in Europa dovremmo comprare tutti gli elicotteri italiani. Dico io, se i tedeschi sanno fare bene le pistole in maniera tale da ridurre le spese di progettazione, eccetera, eccetera. Cioè ottimizzare le risorse anche in questo ambito europeo, cioè esportare questo concetto. L'Italia ha fatto molto, l'anno scorso abbiamo presentato sia a livello Farnesina, sia a livello europeo un documento molto importante che si chiamava More Europe, nel quale erano stati tracciate queste cose che io adesso in maniera molto sintetica vi ho detto, in maniera molto più... e questo documento è stato ben accolto in Europa e quindi devo dire che anche in questo settore l'Italia sta facendo moltissimo. E ci sarà un'accelerazione per esempio delle brigate multinazionali. La Francia adesso ha ritirato il suo reggimento che aveva in Germania. Sì, ma quello è un cambio di denominazione, rimane comunque la brigata franco-tedesca. Sono stato in Francia proprio 3 settimane fa e questo qui è assolutamente confermato. Noi stiamo lavorando molto in questo senso perché oltre qui in Friuli ad avere la Julia, che è già trinazionale se vogliamo, Slovenia, Ungheria, Italia, ed lavora già da molto tempo, stiamo costituendo dall'altra parte delle Alpi con la Francia una brigata binazionale, Francia-Italia appunto, basata sulla brigata alpina taurinense per quanto ci riguarda, con la 26esima brigata francese di Chasseurs des Alpes dall'altra parte. Già ho firmato io un accordo di cooperazione e collaborazione e anche in quel settore quindi si stanno sviluppando delle sinergie, delle partecipazioni estremamente importanti. Questo è non solo il futuro, è già il presente sul quale stiamo lavorando e dovrà essere ovviamente sempre più incrementato. E quella brigata che era, quel comando che era a Firenze, come mi sembra portoghesi e spagnoli? Eurofor, quello esatto. Per decisione dell'Unione Europea ha completato il suo mandato e quindi è stato, diciamo così, sciolto per una serie di motivi connessi con altre scelte operate in ambito europeo per la costituzione di altri comandi e di altre cose. D'altro canto queste esperienze comuni hanno anche una durata nel tempo, una volta che hanno raggiunto lo scopo che si erano prefisse, ovviamente devono essere riarticolate. Non esiste, io sono nell'esercito dal 71, devo dire che dal 71 ad oggi ho sempre vissuto la mia esperienza professionale in clima di cambiamento, ma questo è ovvio perché la geopolitica, le esigenze, la minaccia variano continuamente, quindi avere una cosa strutturata e stabile era un po' qualche cosa connesso con la guerra fredda. Sì, noi per 60 anni abbiamo avuto tutto l'esercito qui in Friuli dove c'era una minaccia da fronteggiare che era statica,
che era solidamente abbarbicata al terreno, ma voi capite benissimo che dopo l'11 settembre, dopo tutto il terrorismo internazionale, le cose che sono successe, capite che la Homeland Security, cioè la sicurezza del proprio paese, non può più essere ricercata mettendo qualcuno sui confini col fucile ad aspettare l'inimico che arrivi, ma semplicemente bisogna andare, ed è quello che stiamo facendo, laddove queste minacce sorgono, laddove queste minacce nascono e si concretizzano, per fare in modo che non si concretizzino fin dall'inizio. Questa è la realtà. Per cui questa è la situazione anche geopolitica nella quale ci muoviamo. Il futuro è questo, sempre più integrazione. Il futuro sempre maggiore integrazione a livello europeo, ma non solo, sempre maggiore ottimizzazione delle risorse, che saranno sempre minori, ma non solo in Italia. Ripeto, io sono stato recentemente sia a parlare col mio omologo francese che con l'inglese, sono loro nelle stesse identiche condizioni, cioè tutti i governi stanno riducendo le spese, non solo della difesa, ma in tutti i settori, nella scuola. La crisi ha colpito duro. Un'ultimissima domanda per tornare qui a Gorizia. C'era stata una proposta, visto che anche la storia, la posizione geografica e anche le eccellenze di Gorizia, per esempio con l'Università di Scienze Diplomatiche, di spostare qui il reggimento CIMIC. Non mi risulta che sia questa era una proposta del governatore del piani di questo progetto. In futuro può succedere di tutto, non lo so. Voglio dire, chi avrebbe mai pensato che avremmo chiuso il primo comando forze di difesa del 5° Corpo Armato di Vittorio Veneto? Ed è successo. Come le dicevo prima, nella variabilità delle cose tutto può essere previsto e niente può essere previsto. Non ho nessun elemento a riguardo, anzi non mi risulta che ci sia nessun progetto in questo senso. Però trattandosi di CIMIC, che dipende anche dalla NATO e dagli altri, non vi dico niente di definitivo, no. Certo. Semplicemente non lo so, non l'ho mai sentita questa cosa, se non sui giornali. Un'ultima cosa, prima ha detto che il nome passerà a Bologna, la brigata a Bologna come si chiamerà? Allora, questa è una cosa difficile da far comprendere, perché ovviamente la brigata non è un'entità legata ad, sì, misura poi dopo pratica, sì, a una caserma, a un territorio, a una determinata schiera di persone. La brigata è un'entità al di sopra di tutto ciò, per cui la brigata Pozzuolo del Friuli, in quanto brigata, rimane ed è potenziata perché va di fatto trasferita come comando a Bologna, dove si insedia sulla struttura a livello brigata dell'attuale Brigata Aeromobile Friuli, la quale viene chiusa come Brigata Aeromobile Friuli e quindi assume la realtà bolognese, le tradizioni della Pozzuolo del Friuli che sta qua. Quindi voglio dire, quando si dice chiudiamo la brigata, significa semplicemente che viene chiuso un comando e un reparto, ma le tradizioni della brigata rimangono, anzi, la Brigata Pozzuolo del Friuli, sede Bologna, che dipenderà ovviamente dal generale Godio, viene potenziata perché acquista un numero maggiore di reggimenti, diventerà una brigata estremamente importante perché assumerà responsabilità dal punto di vista della gestione dell'aeromobilità, quindi 2 reggimenti elicotteri, un reggimento di fanti aeromobili, più avrà un'altra componente che è quella della proiezione dal mare, la chiamiamo noi, quindi i lagunari, quindi altri reparti. Quindi la Pozzuolo vive, è semplicemente il comando in questa sede che purtroppo deve essere chiuso, quindi è chiaro. La Friuli viene chiusa come comando brigata e, come ho detto, la sua capacità operativa viene messa all'interno di questa nuova Brigata Pozzuolo. Senta, dopo tante parole di guerra e di cose, gli auguri di buon Natale. Ma non ho parlato di guerra. Ma di guerra, sì. Ho parlato solo di tante. Ecco, allora, gli auguri di buon Natale, sì, ben volentieri. Colgo questa occasione per presentare a tutti, alla popolazione di Gorizia, ma anche a tutto il Friuli, dove sono stato per tanti anni. Io ho prestato servizio a Udine per 8 anni prima di andare da altre parti, quindi è una terra che mi è assolutamente nel cuore. Mio figlio è nato a Udine, per cui ho anche dei sentimenti personali nei confronti di questa terra, e quindi auguro veramente volentieri a tutti i goriziani, a tutti i friulani
buon Natale, felice anno nuovo, sperando appunto che la situazione difficile nella quale siamo adesso migliori, diventi bellissima, in maniera che l'Italia possa essere sempre composta da gente che sorride e da gente che è felice. Benissimo. È un augurio per tutti, speriamo che si realizzi. Grazie mille. Grazie. Bene, allora adesso ci facciamo noi auguri, tanti auguri a tutti. Generale Angelotti, tornati dal Libano, che esperienza è stata? È stata un'esperienza fantastica, grazie alla professionalità, grazie all'umanità con la quale i nostri uomini e le nostre donne hanno operato in quel territorio. Come dicevo durante la cerimonia, ho raccolto veramente il plauso e l'apprezzamento da parte delle autorità, da parte della popolazione civile per l'operato che il casco blu italiano ha saputo fare in terra libanese. Grazie.